valere le nostre ragioni per non cedere ai soprusi, per avere un servizio qualificato e costante. Più di 100 manifestanti di fronte all'ufficio postale di Fossalunga. Continua il tour di protesta dei sindaci e del sindacato pensionati della CGIL contro la chiusura di 15 uffici postali nella Marca. Per residenti e pensionati la situazione è inaccettabile. È come che è un'ingiustizia grave proprio. Diremo quasi una vergogna a fare una cosa del genere. Specialmente per gli anziani che non hanno mezzi per muoversi, che non possono muovere. Le strade sono pericolose, il territorio è vasto. Le poste sono necessarie. Fossalunga è un paese, una frazione, un paese davvero grosso perché quasi 3.000 abitanti. Ci sono paesetti in altre parti d'Italia che con 3.000 abitanti fanno un comune. Vogliono chiudere gli uffici postali di Fossalunga e di Cavasagra, abbandonando la nostra comunità. Doppia protesta a Vedelago, dove Poste Italiane vuole chiudere 2 uffici e il clima di protesta e indignazione continua nella frazione di Cavasagra con un altro centinaio di residenti. È una schifezza, i poveri anziani dove vanno? Che ne ha macchina, che ne ha possibilità, che porta via anche questo, cosa si fa? Dove andrò? A Vedelago hanno previsto la chiusura di ben 2 uffici postali, uno a Cavasagra e uno a Fossalunga, 2 frazioni comunque per noi importanti perché Fossalunga conta 3.300 abitanti e Cavasagra circa 2.200, ma il primo ufficio postale a loro disposizione è a più di 5 km. Class action e ricorso al TAR non bastano, la politica deve ora impegnarsi in concreto, a cominciare dalla regione. È proprio a Palazzo Balbi che i sindaci si rivolgono per fare pressione su Poste Italiane e aprire un tavolo di concertazione. Sì, sono qui perché c'è anche un impegno preso dall'ANCI nazionale contro queste chiusure indiscriminate degli uffici postali. Sono qui a chiedere con urgenza al Presidente della Regione Veneto un tavolo, come si sta facendo in tutte le regioni, perché credo che sia inaccettabile la posizione di Poste Italiane e quello che sta facendo nei nostri comuni e nei nostri territori.